Buonasera, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati al seminario Venice in Question, il seminario di studi veneziani promosso e sostenuto dalla Deputazione di Storia Patria per le Venezie. Quest'oggi continuiamo il nostro viaggio per lo Stato d'Amar, per i domini marittimi di Venezia. Abbiamo come ospite la Caterina Costantinidou, che è professoressa di storia moderna all'Università di Capodistriana ad Atene. Caterina è greca, ma è molto ben inserita nell'ambiente veneziano, nella storiografia italiana, con cui ha collaborato molto spesso negli ultimi anni. Ha passato molto tempo all'Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Post-Bizantini, ha collaborato con con l'Università Ca' Foscari di Venezia e molto anche con l'Università di Padova, presso cui è stata anche recentemente per partecipare a un progetto sul governo dei rettori nei domini veneziani da terra e da mar. Prima di iniziare l'intervista con Caterina, che gestirò io quest'oggi, vi ricordo brevemente quali sono le modalità di partecipazione al nostro seminario. Ci sarà una prima parte della durata di circa un'ora, forse anche meno, durante la quale io e Caterina discuteremo del suo profilo scientifico, delle sue ricerche, per farlo conoscere al pubblico che ci segue da casa. Poi ci sarà attorno alle 6, inizierà la seconda parte del seminario dove daremo spazio ai vostri commenti, alle vostre riflessioni, alle vostre domande a Caterina e come al solito ricordo le modalità per intervenire per chi fosse nuovo di Venice in Question. Abbiamo 3 modalità differenti. Potete scrivere, condividere i vostri commenti, riflessioni e domande nella sezione commenti del canale di YouTube della Deputazione di Storia Patria per le Venezie, dove stiamo andando in diretta. Potete usare analogamente la funzione commenti della pagina Facebook istituzionale della Deputazione, dove altrettanto stiamo andando in diretta. E infine, se avete piacere di dialogare con Caterina non per iscritto ma a voce, parlare con lei, interagire con lei o anche semplicemente salutarla, scriveteci una mail all'indirizzo che correrà sovraimpressione per tutta la durata del nostro intervento, l'indirizzo mail deputazionevenezia@gmail.com, e noi vi forniremo un link attraverso il quale potete connettervi alla nostra piattaforma e comparire in video per parlare con noi. Bene, detto questo, direi di iniziare subito il seminario. Buongiorno Caterina. Buongiorno a tutti e Grazie. a tutte. Vi ringrazio molto del vostro invito perché ci dà così la possibilità di discutere in pubblico cose che di solito noi discutiamo spesso. Non vedo l'ora di cominciare questo dialogo. Grazie anche noi, non vediamo l'ora. Ti ringraziamo per aver accettato il nostro invito e passo subito quindi a rivolgerti le domande che ho preparato per te. Vorrei iniziare in modo molto generico con una domanda che di solito si fa a tutti. In particolare vorrei partire dagli inizi della tua carriera da ricercatrice. Sono stata molto colpita dal fatto che ti sei subito concentrata sugli argomenti di storia sociale delle isole Ionie, ma non solo, perché ti sei occupata anche di Creta e ti sei occupata di argomenti specifici e anche, in una certa misura anche nuovi per l'area ionica, come la storia e la gestione dei lazzaretti, gli ospedali, le politiche sanitarie, i luoghi PIE di assistenza, ma anche la gestione di istituzioni locali come gli uffici di sanità o la compilazione degli anagrafi e censimenti cretesi.
Sono rimasta dunque molto colpita dal tuo interesse per queste tematiche e mi chiedo se questo interesse sia legato a un interesse per analoghe tematiche così come sono state svolte nella storiografia europea o se invece era genericamente legato all'area di ricerca, al cosiddetto mondo post-bizantino, come lo chiamate in Grecia, vale a dire al periodo veneziano e ottomano della storia greca. E ti chiedo dunque, esistono degli storici, delle correnti intellettuali, dei paradigmi scientifici generali, delle esperienze di ricerca o di collaborazione che ti hanno influenzata nella scelta, di studiare temi di storia sociale come quelli che hai studiato? Se sì, quali sono questi modelli ispiratori? Prima di tutto ti ringrazio della domanda, anzi delle domande, direi, e vorrei porre prima di tutto questo che hai detto quasi per ultimo sul termine post-bizantino, che è un termine che sappiamo che ha una coloratura sia politica che ideologica. Dunque, prima di tutto sarebbe molto interessante vedere che cosa significa il termine post-bizantino, il periodo che è stato inventato, quando è usato per la prima volta, a quale area geografica si riferisce e come può essere interpretato nelle varie storiografie nazionali dei popoli dell'Europa sudorientale. In effetti il termine corrisponde a un periodo direi remoto ed esprime piuttosto l'imbarazzo forse dei popoli balcanici mentre erano in cerca di auto-identificarsi, di costruire, diciamo, la loro coscienza collettiva, cercando nello stesso tempo di inserire la storia del dominio ottomano soprattutto nella loro storia nazionale. Un periodo questo del dominio ottomano durante il quale ci sono forme di cultura e quando dico cultura includo anche la religione che persistono dall'era bizantina. Però di solito ormai questo termine si usa dagli studiosi che fanno storia bizantina e si occupano del periodo che segue alla caduta di Costantinopoli, oppure si usa ancora nella storia del diritto o nella storia dell'arte. In ogni caso, nei nostri giorni questo termine pone come punto di riferimento il Bisanzio e questo non è tanto giusto per il periodo storico che segue. Sottovaluta in una certa maniera l'autonomia come campo di ricerca del periodo ottomano e non dico del periodo veneziano, dell'area greca, perché in realtà il periodo veneziano comincia dal 200 e dopo la quarta crociata. A quello che mi riguarda, i miei studi si concentrano piuttosto negli ultimi 2 secoli della Serenissima, cioè nell'ultimo periodo della prima età moderna, nel Dipartimento degli Studi Storici e Archeologici, dove mi sono laureata, le mie professoresse, la professoressa Papadia con la quale ho fatto il dottorato di ricerca, ma anche la professoressa Olga Katzierrich-Hering, ci hanno sempre insegnato una storia non chiusa in scompartimenti stagni, ma una storia in stretta comunicazione con le correnti storiografiche sia del presente che del passato. Per esempio soggetti come la carità, che in seguito io ho fatto, mi sono occupata, o la peste o la storia dell'infanzia, si insegnavano a pari passi con la storia generale del periodo del dominio veneto e del dominio ottomano, della cultura, della economia, della società di quel periodo.
Poi, come hai detto prima, io ho avuto la fortuna di finire i miei studi a Ca' Foscari, l'ultimo anno dei miei studi di master, nell'anno accademico 1994-95, cioè parecchi anni fa, però ho avuto l'opportunità di seguire le ultime lezioni di Gaetano Cozzi. Ho seguito il corso di professore Reinhold Müller, del professore Corazzol, del professore Claudio Povolo e soprattutto professore Povolo mi ha introdotto nel mondo dei processi e da quel momento i miei interessi si sono rivolti non verso la storia della giustizia, perché io non faccio storia della giustizia, ma verso la storia sociale attraverso le carte e i documenti che produce il meccanismo della giustizia di Venezia. Inoltre, durante la mia gioventù, sono stata borsista dell'Istituto Ellenico degli Studi Bizantini e Post-Bizantini che abbiamo appena discusso, sotto la direzione prima del professore Panayotakis e dopo sotto la direzione della professoressa Crisa Maltesu, che ora è membro dell'Istituto dell'Accademia Greca. Mm. In realtà l'Istituto Ellenico funzionava come un nucleo di giovani venezianisti e spero che nel futuro continuerà questa tradizione molto molto importante, non solo per la storiografia greca, ma anche per la storiografia europea, direi. Nello stesso tempo, come tutti noi che eravamo all'Istituto Ellenico di quel periodo, ho lavorato all'Archivio di Stato di Venezia, che era un'esperienza, sempre lo è, ma parlo del passato, era un'esperienza veramente meravigliosa. Nella sala di studio di quel periodo c'era una comunità internazionale di giovani dottorandi e dottorante. Mi ricordo la mia cara amica e collega, la Maria Fusaro, ho conosciuto là Jean-François Chauvard, la Monique O'Connell, che me la ricordo che veniva ogni sera a studiare alla biblioteca dell'Istituto Ellenico. Guido Gandiani era un altro caro collega e amico. E nello stesso tempo, nella sala di studio c'erano pure giovani storici già strutturati che cominciavano la loro carriera, come era Alfredo Vigiano, con il quale abbiamo una collaborazione scientifica dai tempi di allora. E alla fine c'erano sempre gli archivisti e le archiviste. Sai, quando entravi per la prima volta in archivio eri totalmente spaesato, cioè non sapevi da dove cominciare. E meno male che c'erano queste persone, c'era la dottoressa Alessandra Sambo, la dottoressa Schiavon, la dottoressa Dal Borgo e tanti altri che ci hanno dato una mano, ci hanno aiutato, ci hanno introdotto nel mondo dell'archivio. E insomma c'era un clima veramente fertile e veramente molto caloroso e c'era tra noi, tra questa comunità di giovani studiosi, anche una solidarietà scientifica, cioè trovavamo qualche cosa, dai, vieni a vedere se ti interessa, ho trovato una cosa che magari è interessante per... Così funzionava, non so come funziona adesso in archivio, perché è vero che torno una volta all'anno, però credo che un posto così meraviglioso come l'archivio di Venezia, come anche le biblioteche ovviamente, aiuta a creare questo tipo di rapporti. Riguardo Grazie. ai libri che ho Sì. letto e le storiografie che mi hanno influenzato, diciamo che il mio dottorato di ricerca lo devo ai libri di Carlo Maria Cipolla. Eh, Mm.
che quanto ho cominciato a leggere 'sti libri prima di cominciare la ricerca sulla peste. Sandra Cavallo con il suo bellissimo libro sui benefattori a Torino, che è un libro veramente insuperabile. I lavori di Carlo Ginzburg sulla microstoria, che chi non Mhm. hanno influenzato. E alla fine il cerchio di venezianisti, ovviamente, di Gaetano Cozzi e dei suoi allievi, Claudio Povolo che ho detto prima, Alfredo Vigiano e tanti tanti altri. E ovviamente anche gli storici greci, la mia professoressa, soprattutto la Natasha Papadia, la Crisa Maltesu, e tanti altri venezianisti che ehm, abbiamo camminato insieme questo percorso scientifico e storico. Grazie. È un percorso che, soprattutto nella prima parte della tua carriera, ha visto un grandissimo interesse per lo studio delle epidemie. Cioè, tu senza volerlo hai anticipato un tema attualissimo, drammaticamente attuale, che tu poi hai analizzato nel lungo, sia nel lungo che nel medio-breve periodo, perché ti sei occupata sia di alcuni singoli casi nel Settecento, sia delle tendenze tra 5 e 700. E i risultati dei tuoi saggi sono molto interessanti perché mostrano che i rettori veneziani hanno reagito in modo diverso a queste epidemie e molto spesso hanno reagito in modo efficiente e nel momento, nel senso che hanno isolato i focolai, hanno trasmesso le informazioni da luogo all'altro, grazie anche agli agenti di passaggio nel posto, si sono fatti aiutare nella diagnosi corretta della peste. Nei momenti in cui ciò è avvenuto, i periodi di emergenza sono durati poco, il contagio è stato contenuto. Diversamente per quanto avvenuto nel 6 e 700 nelle vicine coste ottomane dell'Epiro e della Morea, dove le epidemie di peste sono diventate quasi endemiche, dove le politiche sanitarie erano molto diverse e dove ciò, con un'analisi frettolosa, tenterebbe gli studiosi di parlare di un est arretrato, di un ovest moderno, però tu, la cosa bella dei tuoi saggi è che tu, pur mettendo in luce queste differenze, non sei caduta nella trappola essenzialista di fare un discorso modernità contro arretratezza, ma hai sottolineato invece la permeabilità di questi due mondi tra le isole Ionie e la Morea, la loro costante comunicazione e il fatto soprattutto che Venezia ha messo in atto determinate politiche sanitarie proprio perché era cosciente di questa estrema permeabilità tra i due mondi. E allora la domanda che mi viene in mente pensando alle isole Ionie del Settecento, al modo in cui erano collegate tra Venezia e l'impero ottomano, mi viene da chiederti, secondo te, alla luce di questi fattori, le isole Ionie nel Settecento erano per Venezia più un peso o un'opportunità? Erano un relitto del passato coloniale, o una risorsa per il futuro? Eh, Molto interessante questa domanda. È vero che quando ebbe inizio la pandemia, non mi aspettavo di sperimentare, di verificare capitolo per capitolo la mia tesi di dottorato. Anzi, all'inizio devo confessare che mi ha provocato una profonda ripugnanza per l'argomento. Poi, dopo il primo shock, e osservando le pratiche dei governi per contenere la malattia, scoprivo che erano identiche a quelle applicate nel passato. Per Mm. tornare ai tempi della Serenissima, adesso e delle isole Ionie, Venezia ovviamente se ne rendeva conto della permeabilità, dei confini, come pure se ne rendeva conto che non era possibile Mm. per Sì, diversi motivi controllarli. sì. Dall'altra parte la convivenza con il mondo levantino era inevitabile e di conseguenza molto presto si sono adottate delle pratiche per ridurre almeno,
il pericolo di un'epidemia, cioè reti di comunicazione molto fitti che aggiornavano sia il centro lagunare che la periferia della situazione epidemiologica dell'area, non solo del confine, ma dell'area di tutto il Mediterraneo orientale. Ehm, i tempi della contumacia che si diminuivano, si aumentavano a seconda la situazione epidemiologica in generale, mentre per i territori ottomani che erano considerati sempre come infetti, era prevista la contumacia di 40 giorni. Dall'altra parte, per gli abitanti delle isole, erano applicate delle pratiche che permettevano la comunicazione ogni giorno, visto che questa comunicazione era necessaria soprattutto per la sopravvivenza delle popolazioni locali. È una cosa che forse della quale forse parleremo anche in seguito. Riguardo alla mia ricerca si estende nel 6 e nel 700, perché questo che volevo prima indagare era di scoprire, di vedere, di studiare come Venezia affrontava il fenomeno di peste, delle epidemie, in un periodo che per lei era un passato, perché l'ultima volta che Venezia è stata colpita dalla peste era il 1630. Ehm, Primo obiettivo era di esaminare la frequenza delle epidemie durante questi 2 secoli e ho scoperto che mentre nel 600 le epidemie scoppiavano abbastanza spesso, nel 700 invece c'era una regressione del fenomeno, in un periodo che nel Peloponneso, per esempio, per 80 quasi anni c'erano epidemie, cioè non è poco questo. E questa immagine, questo risultato, questa conclusione l'ho associata prima di tutto al periodo, cioè al peso che avevano ormai le isole Ionie per Venezia, soprattutto dopo la caduta di Candia, e l'impegno della Serenissima di evitare problemi collegati all'esplosione di una pandemia. Dall'altra parte si nota che nei primi decenni del Settecento c'è una riforma nel funzionamento degli uffici di sanità della città di Venezia, una riforma che si rispecchia anche al funzionamento degli uffici di sanità della periferia. In realtà è una cosa che ha descritto, ha presentato la Elena Van San Marchini nei suoi libri. Non era che sono cambiati i principi della difesa di Venezia contro un'epidemia. Ehm, Solo che dall'inizio del Settecento, dopo i primi decenni del Settecento, gli interventi diventavano più precisi e sul campo, cioè gli interventi erano quasi quotidiani. Nella stessa direzione si cerca in quel periodo di unificare anche tutti i regolamenti del funzionamento degli uffici di sanità delle isole Ionie, ovviamente per facilitare sia il controllo che l'intervento delle autorità veneziane, perché come forse discuteremo, gli uffici di sanità della periferia erano cioè nelle mani delle élite locali, non erano veneziani gli ufficiali che li dirigevano. Nello stesso però periodo c'è anche una riforma nel funzionamento anche dei lazzaretti delle isole. Mentre fino a quel momento il priore dei lazzaretti o meglio i lazzaretti erano affidati a privati,
o dati per grazia a diverse persone, e da 1730 in poi, la carica diventa, eleggibile di nuovo, ehm, e le persone che potevano, prenderla, non era necessario parlare il greco o provenire dal luogo, anzi non era voluto provenire, dal luogo. E inoltre, i lazzaretti permanenti delle isole erano, collegati direttamente con il magistrato di sanità di Venezia, senza Mh. passare, dagli uffici di sanità locali. Riguardo a questo che hai notato, che hai detto, alla modernità e l'arretratezza, come giustamente hai detto, nel mio lavoro non esiste questo tipo di approccio. Si tratta di 2 mondi diversi, con delle culture, diciamo, sanitarie diverse, e quando questi 2 mondi inevitabilmente si incontrano, ciascuno di loro gioca con le sue regole e per i suoi interessi. Di conseguenza, dalla parte veneziana che io, ho studiato, questo che vedo è che si può parlare di una realtà che doveva essere affrontata ogni singolo momento. Ehm, e adesso, l'ultima domanda che è molto interessante, sai quante volte ne ho pensato anch'io, questa cosa, se le isole Ionie alla fine erano un'opportunità oppure erano un peso per la Serenissima. Senza entrare nei discorsi, dell'economia, secondo me Venezia non poteva rinunciare al suo legame, con il mare, che era un componente strutturale della sua identità e della sua esistenza. Di conseguenza, tenere sotto il suo controllo, le isole Ionie, era una cosa che non veniva calcolato secondo i guadagni o le perdite, ma era una questione di onore e di propria esistenza per un impero marittimo, come Venezia voleva essere, fino alla fine, della Repubblica. Bene, questo mi porta alla mente quello che è il tuo approccio generale agli studi. Nel tempo i tuoi interessi di ricerca si sono diversificati e passando per esempio dalla storia sociale a quella delle istituzioni, con un'attenzione chirurgica, come hai mostrato anche adesso nella tua risposta, un'attenzione chirurgica alle dinamiche comunitarie locali, ma nello stesso tempo tenendo insieme lo studio del mondo veneziano nel suo complesso e della cultura di governo veneziana. Eh, Prendendo come esempio l'evoluzione delle strutture di assistenza pubblica nelle isole Ionie del Settecento, appunto l'aspetto che più mi ha colpito, per esempio, è stato l'ostacolo fatto da parte di una parte del patriziato ai tentativi di centralizzazione di queste strutture di assistenza. Penso per esempio agli uffici di sanità e appunto anche il contrasto, la coesistenza, il contrasto ma anche la coesistenza con istituzioni locali di assistenza gestite dai CIVES locali e a volte anche da soggetti privati. Alla luce di queste diverse forme di competizione interna tra Venezia e le sue isole, eh, come definiresti lo Stato e il dominio veneziano in Levante? Come definiresti il rapporto tra Venezia e il suo Stato da mar? Una domanda abbastanza difficile, direi, che torna ogni volta che, comincio un nuovo lavoro. E comunque studiando gli ospedali nelle isole Eolie, e soprattutto a Corfù, ho capito che ci sono delle istituzioni ospedaliere che dipendevano esclusivamente dal meccanismo centrale. Nell'amministrazione e dei lazzaretti, permanenti e soprattutto degli ospedali militari,
l'elemento locale non veniva coinvolto. La sanità relativa alla navigazione che condizionava anche Venezia, okay, la difesa non erano, diciamo, delle questioni che riguardavano i sudditi, una realtà che fa emergere già qua la simmetria dei rapporti tra, dominanti e dominati. Dall'altra parte, ritornando ancora nella materia, della gestione della salute pubblica, ehm, insieme alle strutture sanitarie, i vari regolamenti e ai tentativi, come ho detto prima, di unificare, il funzionamento degli uffici di sanità, locale, non si deve, dimenticare che c'era anche la presenza, delle élite locali, degli ufficiali di questi uffici di sanità, che erano tutti membri dei consigli delle comunità delle isole. Ehm Loro, non di rado, si trovavano nelle mire dei retori veneziani, che li affrontavano come un mucchio di gente corrotta, che non era capace di percepire la perfezione del sistema sanitario di Venezia, che non erano in grado di applicare, le regole, che, non volevano applicare le regole. Ma, io mi domando, se questa immagine, corrisponde a una verità storica. È ovvio che come i retori veneziani, anche, i provveditori alla sanità locali non erano sempre in grado di gestire un'epidemia, perché non potevano, perché non avevano l'esperienza, perché, volevano, promuovere i loro interessi invece del pubblico comune, può darsi. Ehm, Dall'altra parte, quando parliamo di questi, ufficiali locali, si parla di persone di un certo spessore nelle loro, comunità, nelle loro società, con una responsabilità nei confronti della gente del luogo che, gente si tratta di gente che aveva le sue clientele, le sue patronie, aveva gente indietro, alla quale, rendeva conto. Di conseguenza pure loro, anche se spesso in forte contrapposizione con i rappresentanti veneziani, per confermare il loro potere, cercavano di ridurre il pericolo di un'epidemia che avrebbe potuto essere disastrosa per l'isola. Non si deve sottovalutare che le isole, a causa della monocultura delle viti, erano molto esposte alla carestia e sono delle società povere in generale. Se prendiamo in considerazione, questi parametri, si possono interpretare le pratiche quotidiane che includevano permessi, falsificati, sbarchi illegali, patenti, non lo so, con i numeri non giusti, eccetera, con le date non giuste. Oppure qualche volta si vede che cercano di nascondere i primi casi di una epidemia. La sopravvivenza di queste povere società imponeva la gestione di una epidemia, Cristina, in maniera diversa dai regolamenti rigidi, di Venezia, nonostante i vari rischi che molto probabilmente erano da questi ufficiali presi in considerazione. Un'altra cosa, che ho notato, occupandomi dei vari ospedali gestiti da confraternite o da privati, adesso passiamo in un altro, argomento, un altro campo, sempre entro le condizioni del dominio e il tipo di rapporti politici e sociali sviluppati nell'ambiente veneto,
è che la beneficenza e l'assistenza dei poveri riguardava piuttosto i benefattori che i bisognosi. Non è una novità, non l'ho detto io per la prima volta, prima ho parlato di Sandra Cavallo del suo libro, ed è uno schema secondo me molto valido. Per esempio, l'ospedale dei poveri ammalati a Corfù viene fondato nei primi decenni del Settecento da un ricco mercante non appartenente al consiglio della comunità dell'isola. La gestione dell'istituto, come succedeva in questi casi, veniva affidato a una confraternita, mentre il benefattore e la sua famiglia teneva il ius patronatus. Sì. E inoltre un membro della famiglia di questo benefattore doveva essere sempre nel posto dell'uno dei due governatori dell'ospedale. Di solito l'altro governatore apparteneva al consiglio della comunità, era un cittadino, eccetera. Vediamo che dopo la metà del Settecento i cittadini spariscono dall'ospedale. E questo è molto interessante perché proprio in quel Sì. momento si presentava in maniera dinamica un nuovo gruppo, non nuovo, però proprio in quel momento si presentava in maniera dinamica un gruppo sociale, quello dei civili. E questo, credo io, è che attraverso la gestione di questo ospedale cercano di riaffermare il loro potere, di aumentare le loro clientele, articolare il loro discorso politico. E infatti il 1792, quando scrivono una lettera i civili che la rivolgono al provveditore generale da Mare e la firmano 200 persone, una grande parte di quelli che firmano questa lettera sono quelli che gestiscono o membri della confraternita che gestisse l'ospedale, oppure governatori dell'ospedale, ma anche almeno un membro della famiglia del benefattore entra in questi 200 che hanno firmato questa lettera, con la quale chiedevano la loro dei privilegi oppure il loro riconoscimento istituzionale. Quindi l'ospedale diventa un'area dove un gruppo sociale cerca di confermare la sua presenza, di rafforzare le sue reti clientelari e di gestire un potere parallelo a questo istituzionale. Sotto questo aspetto, la beneficenza costituiva un'iniziativa da capitalizzare sul livello politico, mentre nello stesso tempo l'ospedale diventava un luogo semipubblico dove si sentono le dinamiche sociali e le tensioni sociali della società corfiota di questo periodo, entro però che sono le rivendicazioni entro i limiti e gli schemi di Venezia. Non vanno oltre. Sì. E alla fine, poco tempo fa, come hai detto anche tu, ho fatto un lavoro sulle commissioni e i rettori, diciamo i rettori minori delle isole, durante gli ultimi 2 secoli del dominio. Allora, al contrario di quello che succedeva nel Medioevo, quando le commissioni riassumevano l'interazione tra centro e periferia, e la professoressa Alessandra Rizzi ha scritto tantissimo su questo. Invece, quelli negli ultimi secoli dell'età moderna, le commissioni di quel periodo diventano piuttosto schematiche e simboliche, rappresentando un modello, diciamo, ideale di come un apparato pubblico dovrebbe idealmente funzionare per garantire la prosperità dei sudditi e della dominante, ovviamente, basato su un'autorità impersonale. Ormai, cioè negli ultimi 2 secoli, soprattutto
parlo delle commissioni del Settecento, l'ultima che ho visto è di 1757 se non sbaglio, non si distinguono le diversità di ogni singolo luogo per il quale si sono composte e invece coprono come un ombrello, diciamo, eh, non solo i possedimenti dello Stato da mare, ma secondo me anche i possedimenti dello Stato da terra, Mm, burocratizzando in una certa maniera le pratiche del governo. Però, però, dall'altra parte, la quotidianità politica dei rettori è abbastanza lontana dalle regole e dagli ordini delle commissioni. I mm, rettori di regola seguivano dei percorsi divergenti dalle direttive che riguardavano la loro vita privata, il modo di gestire la giustizia, il modo di gestire l'economia dei posti dove avevano i mandati, come gestire i loro rapporti con la gente di luogo, che vediamo che hanno rapporti personali con sì. le elite locali. E, e si nota prima di tutto che il principio dell'autorità impersonale non esiste. Sì. La prima cosa è Mm, questa. Di conseguenza si può parlare di un dominio che gestisse le realtà complicate dei suoi territori basato su un ménage quotidiano, mm, il quale include le varie mediazioni e le varie negoziazioni, include la legalità, ma nello stesso tempo include anche l'illegalità, eh, che praticamente con questo atteggiamento, che è un atteggiamento politico, Venezia è cosciente di quello che sta succedendo e lo permette entro certi limiti. Si può lo stesso sistema sopravvivere e riprodursi proprio con la gestione di questi equilibri molto fragili che ci sono nella periferia, senza ovviamente ignorare anche le altre varie pratiche di governo, che sono le ambasciate, che sono le suppliche, che è la giustizia itinerante, cioè sindaci e inquisitori che tu conosci meglio di tutti noi. Ehm, cioè, dall'altra parte non si deve ignorare, e arrivo di nuovo a questo discorso, la simmetria dei rapporti, come emerge dalla gestione della giustizia penale esclusivamente da Venezia e dall'economia e della difesa, aree che poco riguardavano i sudditi, la loyalty però dei quali era fino a un certo punto rassicurata, secondo me, secondo i miei studi, attraverso questi rapporti di quotidianità politica. mm. No, è molto interessante questa costruzione pragmatista della fedeltà dei Mh. sudditi a Venezia, e quindi non una dichiarazione ideologica come può essere nelle ambasciate o nei momenti ufficiali come le dedizioni, ma la costruzione di un rapporto di tutela e fedeltà, chiaramente asimmetrico, ma molto complicato dalle circostanze specifiche dei luoghi e dei tempi. È un Ed rapporto che è si muoveva tra il pubblico e il privato, è sempre esatto, questo, esatto, è sempre tra una questo. forma embrionale di diritto pubblico statale, potremmo dire, e una forma invece corrente, sin dal Medioevo forse, del diritto privato, di una concezione personalistica del potere, che di fatto ostacolava l'affermazione di un diritto pubblico, perché Venezia, come dici tu, era a conoscenza, al di là delle dichiarazioni di principio, era a conoscenza Assolutamente della sì. fragilità di questi equilibri. Sì, E dicevi? interveniva quando le cose non potevano andare avanti o Esatto. diventavano molto pericolose. Lì interveniva. Sì, diciamo che lasciava molto spazio al pragmatismo e all'aspetto della prassi. E, diciamo, è interessante perché
anche da questo punto di vista le isole, lo studio delle società insulari sembra quasi un laboratorio. E Mh. allora la domanda che mi è venuta spontanea, alla luce di ciò, alla luce di questi meccanismi così complessi in contesti così piccoli, così apparentemente marginali, secondo te qual è il valore aggiunto dello studio, nello studio di contesti così microstorici, come i contesti insulari, rispetto a chi si occupa di territori estesi come le penisole, territori continentali come le nazioni moderne? Qual è il vantaggio di studiare i territori periferici rispetto al centro, i territori insulari rispetto al continente, la piccola storia rispetto alla grande storia, che poi da un punto di vista politico-ideologico diviene la piccola storia di fronte alla grande storia nazionale, con tutta insomma, con tutti i pregiudizi che ciò comporta. Che differenza c'è tra le società insulari e le società continentali? Insomma, qual è il vantaggio secondo te di partire dallo studio delle isole piuttosto che da altri territori? Io ti posso parlare delle società insulari che studio, cioè delle isole Ionie. Prima di tutto il fatto che sono isole non vuol dire che sono isolate. Mm, Dopo, direi che le isole Ionie, ehm, sono queste che diciamo quasi isole. mm, Ma questo che è molto importante riguardo all'area che sto studiando è che è una area, di confine, mm, soprattutto, e questa è la cosa secondo me più importante, lo spazio vitale della quale include la terraferma adiacente. Un confine, come abbiamo detto nella prima domanda, un confine permeabile che permette lo scambio di genti, di merci, di idee, di culture, di mentalità, eccetera. La gente delle isole, la gente fa commercio, ha rapporti personali con i sudditi ottomani, membri delle loro famiglie abitano nei territori adiacenti, e si creano delle reti clientelari che attraversano il canale e uniscono le due parti, le due rive dello Ionio. E, e tra l'altro non dobbiamo dimenticare che da Cefalonia e da Zante ogni anno, anzi 2 volte all'anno, migliaia di contadini passavano per partecipare, alla mietitura e lì trovavano mm, il grano che non potevano trovare per la monocultura che ho detto anche prima delle viti nelle isole. E Venezia cercava, non voleva impedire, perché dovrebbe impedire questo rapporto? Cercava di organizzarsi e di applicare pratiche che le permettevano di controllare fino a un certo punto questo passaggio. Dalle isole passeranno migliaia di isolani di tutti gli strati sociali al Peloponneso durante il movimento di Orlov. Eh, mm, una storia che ha studiato Nikos Kapodistrias, ha fatto una bellissima tesi di dottorato, e indipendentemente dai motivi che hanno spinto questa gente a partecipare a quel movimento, tutti sapevano dove andare, tutti sapevano cosa aspettare e cosa mm. incontrare. Si parla dunque di un canale che divide popolazioni che vivono diverse realtà politiche, ma che parlano la stessa lingua, hanno la stessa religione, e negli ultimi decenni del Settecento, verso la fine del secolo, hanno le stesse aspettative verso la costruzione di una identità nazionale. Poi riguardo alla storiografia che hai accennato, nell'Ottocento, e mentre si stava sviluppando la storiografia nazionale, il periodo del dominio veneto ha avuto il suo nome, si è chiamata venetocrazia, cioè dominio venetocrazia si dice in italiano, che in realtà corrispondeva al termine
turcocratia che per il periodo ottomano. Tuttavia, il mosaico sparso dei possedimenti veneziani nell'area greca, il diverso periodo dell'annessione di questi al dominio non rendono tanto facile la narrazione nel loro insieme. Anni 50 Thiriet ha pubblicato il suo libro sulla Romanie Vénitienne, che finisce fino al 500, che termina fino al 500. Nella storiografia greca, Cristina, è arrivata il 1993, quando è stato pubblicato per la prima volta un libro sotto la direzione scientifica della Crisa Maltesu, che parlava di questi possedimenti come un insieme. Dall'altra parte, lo sai benissimo perché ti occupi di questa cosa, la storia regionale si è sviluppata molto presto, entro le coordinate del clima del periodo dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento. Soprattutto le isole Ionie hanno una tradizione, diciamo, di storiografia molto forte, con Ermanno Lunzi, secondo me, è lo storico più importante, un moderno prima dei moderni. Però in generale la storia del dominio veneto nell'area greca, e parliamo di oggi, si è integrata alla storia, questa storia si è integrata nella storia nazionale come l'esperienza occidentale del mondo greco. Questo Sì, succede. sì, 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 sì. Ormai le ricerche si concentrano sui consigli della comunità, sui rapporti tra dominati e dominanti, sulla storia della famiglia, dell'assistenza pubblica, delle epidemie, eccetera. E sono lavori che da un lato collegano la storiografia greca con la storiografia internazionale, per quel che riguarda la tematica, la metodologia, eccetera, però dall'altro lato fanno emergere una particolarità, la particolarità di una parte dell'area greca, del mondo greco, della prima età moderna, e nello stesso tempo permettono il confronto su vari campi con le realtà dei territori greci sotto il dominio ottomano, e questo è molto interessante. Secondo me Mm. nel futuro ci apre un campo molto interessante, questo confronto tra le due realtà e le due esperienze del mondo greco. Sì, è davvero molto interessante perché appunto tutte questa apparente, questa concentrazione su questi territori solo apparentemente periferici in realtà diventa quasi centrale appunto per costruire dei termini di paragone, come hai appena sottolineato tu, e questo io lo trovo interessantissimo anche perché spesso si è colpiti dalla frammentarietà di questi studi, dalla loro anche dispersione, perché per ogni isola ionia c'è un'abbondanza c'è una grande copiosità di studi specialistici su quella piccola o grande isola, perché comunque Corfù e Cefalonia sono delle grandi isole rispetto a Zante o a Cerigo. E quindi è molto utile quello che hai detto perché ci aiuta a giustificare appunto questo senso di frammentarietà che in realtà è solo apparente e quindi fornendo dei termini paragone specialistici che possono essere utili non solo per il mondo ionico ma anche per il vicino mondo delle coste ottomane. Quello che ancora una volta mi viene spontaneo chiedere, secondo te, con molte cautele, è possibile parlare di una società ionia? Oppure ed eventualmente scrivere una storia delle società ioniche come hanno fatto Lunzi e Chiotis nell'Ottocento,
ovviamente con strumenti diversi e più aggiornati rispetto a quelli che avevano loro, oppure è un po' un azzardo, bisogna mantenere un po' questa frammentarietà. Questa è proprio una curiosità che ti chiedo, quindi rispondimi anche rapidamente perché il tempo a nostra disposizione sta un po' scemando. In effetti ci sono tanti lavori su ciascuna delle isole, su soggetti singolari, eccetera, ma questo non è una peculiarità della storiografia delle isole Ionie o del dominio dell'area greca sotto il dominio veneziano. È un orientamento storiografico dopo degli ultimi decenni, dopo le grandi composizioni. Ha seguito le grandi Mm, composizioni. E lo stesso ok, vale per Venezia, e lo stesso vale anche per lo Stato da Terra di sì. Venezia. Quanti lavori ci sono per i piccoli e grandi centri della periferia dello Stato da mare? Ritornando al discorso delle isole dello Ionio, come hai detto, ci sono tantissimi lavori, ma su diversissimi argomenti, cioè consigli della comunità, come ho detto prima, sulla giustizia, l'amministrazione della giustizia, sull'assistenza, sugli scontri sociali, sulla storia dell'educazione, la storia della Chiesa cattolica e ortodossa, i confronti, eccetera. E, e secondo me con si può fare una nuova sintesi, non solo perché si può essere basata sul nuovo materiale, ok, Mm, scoperto, sì, 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 sì. ma anche da un diverso punto di vista, cioè da un diverso da un diverso aspetto, cioè guardare la storia delle isole attraverso il rapporto tra il pubblico e il privato, i rapporti tra dominati e dominanti, un lavoro che aveva fatto anche Vigiano, Alfredo Vigiano all'inizio degli anni 90 con il specchio della Serenissima, un lavoro che può includere anche i rapporti tra Chiesa cattolica e Chiesa ortodossa e il ruolo di Venezia sull'amministrazione corrota, cioè si può scrivere, è questo che riguardo alla società ionia che hai detto prima, le quattro isole, anche se sono annesse nei territori veneziani in periodi diversi, e nonostante le differenze che hanno tra di loro, e ne hanno delle differenze, non si può ignorare che studiandole si rivelano gli stessi schemi politici, gli stessi schemi economici, sociali e culturali sperimentati ed evoluti in maniera diversa in ogni caso, però c'è uno schema che può includere tutte le isole dello Ionio. Bene, bene. Eh, passo allora, mi interrompo momentaneamente per capire se ci sono se ci sono già delle domande dal pubblico, perché se no vado avanti con le mie. Boh, per il momento non ancora, ma vi invito il pubblico a cominciare, se ha delle curiosità, delle domande, a cominciare a scriverle, che fra poco le leggerò appena sarà il momento, oppure a scriverci se vorrete intervenire via webcam. Io per intanto ho un altro paio di domande per Caterina. Eh, appunto, passando anche ad altri argomenti, perché la tua attività di ricerca, come dicevo prima, si è diversificata nel tempo e come hai anche detto appena tu stessa, le isole Ionie si possono studiare da veramente tanti punti di vista e tu stessa hai provato a farlo perché hai studiato il problema della violenza, della devianza criminale, della gestione della violenza a Corfù, il problema della devianza nascosta, ovvero dell'agency femminile. Ti sei rapportata, per esempio, negli ultimissimi anni, ho visto e ascoltato in altre occasioni, hai studiato un po' la storia delle donne
di una società così grande e variegata come quella corfiota, dei loro tentativi di riadattare e manipolare leggi patriarcali di fatto come quelle fatte nel campo della storia della famiglia, ti sei occupata di divorzi, matrimoni, relazioni coniugali, quindi sei passata a un campo più intimista rispetto ai campi pubblici di cui ti sei occupata prima. E un campo che nei nostri tempi chiaramente chiama in causa anche tutto il settore degli studi di genere. E allora volevo capire come il tuo occuparti di storia della famiglia, del matrimonio, del divorzio, eh, che tipo ti ha costretto a instaurare un rapporto con i gender studies? Che tipo di rapporto hai con questo campo di studi? Pensi che il approccio di genere abbia favorito oppure limitato la tua analisi storica dei problemi di storia della famiglia, di storia delle donne a cui ho appena accennato? E in ogni caso, per quale motivo? Guarda, la storia di genere è uno strumento di analisi molto importante, lo sappiamo tutti, ma io direi che non ne ho fatto tanto uso, ampio uso nei miei studi. In questo periodo sto scrivendo una monografia basata su un processo del Consiglio dei 10 del fine Settecento, dove nella mia analisi adopero lo strumento di genere, sia al femminile che al maschile. Mm. Si tratta di una storia che comincia con un adulterio e finisce con un omicidio. È una storia veramente affascinante, come tutte le storie che ci sono tra le carte dei processi. La protagonista della quale è una donna molto dinamica, una donna determinata, colta, una donna che ha una intensa vita sociale, che va in giro con il suo cicisbeo, che viene criticata dalla Mm. società corfiota, zantiota, perché a Zante questa storia, Mm. abbastanza conservatrice, ma sembra che non le interessa. Però quanto alla fine, nonostante tutto ciò, nonostante il suo profilo, la sua determinazione, quando questa donna si confronta con il quadro istituzionale, con la legge veneziana, sembra che lei è la parte più debole della storia, perché ci sono i Mm. limiti istituzionali che una donna in quel periodo non poteva superare. Dall'altro canto ci sono gli uomini, il marito, un pubblico sensale, uomo degli affari e secondo me anche usuraio, di quello che capisco, e l'amante che è un giovane avvocato, segretario del marito, Mm. un intellettuale in contatto con le idee dei lumi, Mm. proveniente, come anche il marito, dai ceti medio-alti, diciamo, della società locale. È interessante vedere la costruzione della loro identità maschile nelle condizioni particolari dell'ambiente politico, sociale e culturale di una periferia di Venezia nella fine del Settecento. Del marito, per esempio, si capisce che ormai l'identità e l'onore maschile non veniva più associato esclusivamente al controllo sessuale delle donne, che ha sotto il suo che Sì. dipendono da lui, ma è una questione, una identità che viene costruita anche da elementi come il suo successo sul campo di lavoro, la sua situazione economica, il suo cosmopolitismo. Ehm, Si tratta di un uomo che nonostante il colpo dell'adulterio si presenta meno conservatore, che divorzia, come dice lui stesso, involontariamente, sotto la pressione dell'ambiente locale, che
continua ad avere rapporti con la sua moglie, della quale continua a parlare in maniera tenera, eccetera. Dall'altra parte, che c'è il giovane, l'amante e l'imputato, il giovane intellettuale, portatore, come ho detto prima, delle idee dell'illuminismo, non esita di esporre la sua amante e abbandonarla nell'atrocità della opinione pubblica, non potendo liberarsi dagli schemi dei rapporti tra uomo e donna. Cioè, da una parte legge, magari traduce pagine della nuova Eloise di Rousseau, come ho visto nel manoscritto, ma lui veramente non ha potuto assimilare queste idee nella sua vita quotidiana. Tuttavia, oltre la questione di genere, queste persone vivono e si muovono in un certo ambiente politico, economico, culturale, determinato dalle condizioni della dominazione. Di conseguenza, per l'analisi di un materiale come è questo, si prendono in considerazione anche altri parametri. Dall'esame del processo emerge una serie di rapporti di patronia, di clientela, di conflitti fra le varie fazioni della città, di contatti con poteri stranieri, una realtà di equilibri fragili che la giustizia veneziana cerca di gestire in un periodo molto difficile, perché questa storia è solo qualche anno dopo la rivolta di Orlov. Però si dà l'impressione che la Serenissima e la sua giustizia ovviamente forse ormai non aveva né la possibilità né l'acutezza di percepire gli aspetti nascosti indietro questa storia, che era molto complicata e molto interessante. L'imputato, il giovane intellettuale, viene condannato alla fine in 3 anni di bando, però lo troviamo subito dopo come attaché dell'ambasciata russa di Costantinopoli, cosa che molto probabilmente non è stata letta bene dai giudici del Consiglio dei 10, e così lui scappa e torna dopo alle isole quando arrivano anche i russi. In conclusione, riguardo l'approccio di genere, può favorire l'analisi senza nessun dubbio, ma nel caso dei miei studi si deve essere combinato questo strumento con altri strumenti di analisi e di interpretazione che sono altrettanto importanti. E lo stesso vale anche per il lavoro che ho fatto sui divorzi, che anche lì ci sono le donne che veramente sono molto dinamiche, si presentano davanti al giudice, cercano di migliorare le loro prospettive di vita, però prima di tutto non dobbiamo cadere nella trappola di generalizzare, perché quante sono queste donne che hanno avuto la possibilità di presentarsi davanti al giudice e quante sono queste che sono rimaste nelle loro vite maltrattate, sfrustate, eccetera. E Sì. poi questo che viene fuori anche dai divorzi non è solo la questione di genere, che è molto importante, ma anche i rapporti tra i vari meccanismi di potere dei dominanti e dei dominati, cioè dello Stato di Venezia, della Chiesa cattolica, della Chiesa ortodossa, e la loro interazione, che fa vedere anche come funziona il dominio alla fine. No, è davvero molto interessante e proprio tutti questi livelli di analisi implicano senz'altro anche la capacità di dialogare con diverse storiografie, anche quelle esterne all'area ionica, e leggendoti, insomma, cercando di conoscerti attraverso i tuoi lavori, ho notato che per la maggior parte hai fatto la maggior parte delle tue pubblicazioni sono in lingue diverse dalla lingua greca,
sono in italiano, in inglese, in francese, questo chiaramente credo che tu l'abbia fatto anche per una difficile accessibilità del greco da parte di altri studiosi che si occupano di Venezia, però il fatto resta che comunque ogni volta che si usa una lingua straniera per esprimersi, si è anche un po' indotti a cambiare il filo della propria narrazione, il modo in cui si argomenta, il modo in cui ci si confronta con gli altri. E quindi mi chiedo, hai trovato, è stato facile per te dialogare su queste tematiche, su altre, con gli studiosi stranieri? Su quali tematiche ti sei trovata meglio a confrontarti con gli storici non greci e su quali argomenti invece tu pensi che ci sia una sorta di incomprensione per chi non è greco? Se c'è. Sì, sì. Guarda che sempre, quando si rivolge a un pubblico straniero, e fuori l'ambiente dei venezianisti, bisogna fare riferimento e spiegare brevemente le particolarità, del caso veneziano e poi le particolarità del caso, greco studiato, diciamo così, okay. Sì, Similmente quando ci si trova in un ambiente di venezianisti, è spesso, necessario spiegare certe particolarità dell'area greca, tematiche che forse sono estranee, a un pubblico non greco, riguardano la dottrina, riguardano il ruolo e la posizione della Chiesa ortodossa, la diversità della lingua, la diversità della cultura, eventualmente, del diritto in qualche maniera, in qualche caso, o del passato dei possedimenti che una grande parte di questi provenivano dall'impero bizantino, facevano parte dell'impero bizantino. Dall'altra parte, per essere sincera, i miei argomenti sono argomenti abbastanza comuni nella storiografia europea e di conseguenza non mi è stato difficile comunicare e discutere con i colleghi stranieri e con le loro storiografie. E alla fine questo che hai detto, che è ovvio, ovviamente scrivo anche in italiano, in francese, meno in inglese, perché questo mi permette di rivolgermi a un pubblico più vasto che non ha accesso alla lingua greca. Dall'altra parte dialogare sì, con altri modelli interpretativi, ma, il nucleo del mio lavoro non cambia a secondo del mio interlocutore. sì, 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 beh, ma In ogni ca per giustamente essere ogni, sincera per ogni essere sincera storico mantiene la propria personalità scientifica, quindi il nucleo giustamente del tuo lavoro non deve cambiare e semmai si apre al dialogo con altri e secondo me tu l'hai fatto molto bene perché i tuoi saggi sono veramente molto, molto chiari, accessibili e nello stesso tempo rendono proprio l'idea della complessità e dei differenti livelli d'analisi che sono necessari per gli argomenti che studi tu. E, e, ringrazio. Però questo che voglio dire è che mi piace scrivere anche in greco e mi sì, ma ci perché ti mancherebbe dà la altro, possibili ci mancherebbe sì, la altro. lingua materna ti dà la possibilità di Mm, esprimerti in maniera che non puoi esprimerti in qualsiasi sì, altra lingua. Cioè le certo. colorature, le ironie, le Le cioè mi dispiace sfumature, che, non è sì, accessibile facilmente la lingua greca, però è una bella lingua e mi piace scrivere anche in greco. è una bellissima lingua, per Molto quello che ho difficile. potuto. È una bellissima lingua e spero che venga studiata più spesso perché è anche una lingua molto bella da ascoltare, oltre che da leggere. E a parte E, questo
per tutti quelli che fanno storia dell'area greca sotto il dominio veneto, Mm. come anche tu la leggi, Sì, sì, leggi il sì. greco, secondo me è necessario leggere Sì, la sì, la sì. lingua. Beh, come ormai siamo, gli storici sono anche antropologi, quindi devono adattarsi alle lingue dei contesti che pretendono di studiare, e con tutto che si cerca, anche noi italiani cerchiamo sempre più spesso di scrivere in inglese, anche noi per accedere a un pubblico più ampio e poter aumentare questo dialogo, questa circolazione di idee che fa solo bene al nostro lavoro, insomma. Bene, no, direi che la prima parte di questo seminario è sostanzialmente conclusa. Ribadisco, come ho fatto 10 minuti fa, l'invito a chi ci sta seguendo in questo momento da casa. Se avete domande, curiosità, commenti, riflessioni da condividere, questioni, impressioni, opinioni, non esitate a scriverci. Scriveteci in forma pubblica su YouTube o su Facebook, oppure se volete comparire in webcam da casa vostra, scriveteci via mail e vi mettiamo in contatto con Caterina e con me, ma soprattutto con Caterina, direi che è l'ospite di oggi, e, che ci ha veramente offerto una panoramica veramente molto ampia e che è anche difficile da sintetizzare sulle isole Ionie per i motivi che abbiamo detto, perché sono parte del mondo greco, ma nello stesso tempo sono parte anche di altri mondi, contengono e sono legate ad altri mondi, racchiudono anche la percezione di quella che lei giustamente ha chiamato l'esperienza occidentale del mondo greco, e questo ha influenzato molto anche il modo di percepirle È anche stato oggi. Spiros Adrajas a dire una cosa del genere, è il grande Mm. Spiros Adrajas a dire Ah, sì, Rivens, Spiro Sadrahas, non ha sì, sì, detto sì. esattamente questo, però ha detto una cosa del genere, sì. Il grande Lui, storico greco, no, mancato qualche anno fa. è uno storico che si è occupato moltissimo di temi agrari, tra l'altro di storia economica, ma intersecandola appunto con riflessioni teoriche di alto profilo. Eh, sì, direi che effettivamente ci sono appunto, cioè ci sono appunto dei livelli di analisi, ci sono cose che appartengono al mondo greco che tu hai appena citato, come la dottrina, il rapporto con la Chiesa ortodossa, e spesso anche la nostra difficoltà a capire la posizione della Chiesa ortodossa in questi microcosmi governati da Venezia e dall'altra parte dall'impero ottomano. E, intanto che aspettiamo che magari qualcuno si faccia avanti e abbia coraggio di farsi avanti, ti chiederei magari se qual è la tua impressione riguardo la Chiesa greca, per quel poco che hai potuto vedere, incrociando i documenti dei tuoi studi. Secondo te, alla fine del Settecento, soprattutto quando il dominio di Venezia tende ad essere un po' inerte, un po' più fragile, perché come dicevi anche prima, non comprende Venezia, le sue magistrature sono sempre più distanti, non riescono a capire i meccanismi anche culturali nuovi che intersecano la società ionia, le ideologie illuministe che in qualche modo colonizzano i ceti sociali medio-alti. E in tutto questo io mi chiedo, ma la Chiesa ortodossa, il grande protopapas di Corfù,
e i vari protopapades, che ricordiamo sono preti, preti arcipreti, perché l'unico vescovado greco-ortodosso che è stato ammesso da Venezia nelle Ionie è quello di Cerigo, e in condizioni comunque abbastanza particolari, quindi ufficialmente la Chiesa greca nelle Ionie non ha le gerarchie prelatizie, e quindi ha una gestione del culto abbastanza compromissoria in rapporto a quello che è il potere, almeno teorico, della Chiesa latina. E nel contesto settecentesco, che è permeato da nuove forme di secolarizzazione, anche ideologica, anche culturale, oltre che statale, la Chiesa ortodossa come si rapporta a questo mondo? Cioè, come è diventata ancora più ostile rispetto al mondo cattolico? Questo che ti posso dire riguarda i miei studi sui divorzi, e che lì ho visto proprio gli ultimi decenni del Settecento come funziona la Chiesa ortodossa, e veramente mi sono impressionata. Ho notato che tra le sentenze di divorzi c'era un numero di separazioni. Separazione non Mm, esiste nel mondo sì, ortodosso, però nel mondo ortodosso esiste il divorzio, che è invece del mondo cattolico, e sì. numerosissime sentenze di annullamento. Mm, Numerosissime, che esiste nel mondo greco, però è una scelta molto rara dei tribunali ecclesiastici, che si trovano nell'area mm, ottomana. E lì che cosa? La prima cosa che ti viene in mente è che magari si tratta di una osmosi, osmosi, sì. osmosi tra diritti canonici, o canonici mi sa. Canonici, canonici. Canonici. Ehm, Però leggendo un po', guardando un po' indietro le parole, le linee, questo che io ho pensato è che, queste sentenze, soprattutto gli annullamenti, che secondo me Mm, dietro gli annullamenti ci sono divorzi consensuali, mm, ehm, è un'espressione della flessibilità della politica, della Chiesa ortodossa di quel periodo, che non vuole confrontarsi con la Chiesa, cattolica, che è la Chiesa dei, dominati. E di conseguenza sceglie una, perché se vedi, se leggerai, i processi, assomigliano ai processi che giudica il patriarca di Venezia. Ci sono le donne che mm. dicono le mie labbra dicevano sì, però il mio cuore no. Stesse identiche cose, però nel rito ortodosso non c'è questo passo, non ti chiede nessuno se vuoi o non vuoi ad essere sposato. Appena ti sei trovato davanti al prete, ti sposi, basta. Sì. E questo che voglio dire è che questo esprime proprio una, flessibilità della Chiesa, cattolica e ortodossa, per evitare scontri. Dall'altra parte, l'annullamento può essere anche un'altra cosa, matrimoni misti, che uno dei Mm. 2 partner vogliono fare un secondo matrimonio, che se è cattolico non lo può fare, mentre con un annullamento può passare, il partner cattolico a un secondo matrimonio. Quindi è Allora io non interessante. la vedo Mm. non la vedo molto più severa, la vedo molto flessibile e cerca di Mm. adattarsi nelle condizioni del dominio. Mm. Sì, Però cerca anche di oppure gli riadattarsi sposati alle esigenze dei sudditi, che e al di dei là sudditi, per non di perdere anche quello la che si pensa,
le due comunità cattolica e ortodossa non sono così separate, si sposano, non solo coesistono, ma coabitano insieme e spesso si mescolano, insomma. Sì, è Cioè, normale. mm, Queste un common sono dominion anche a Corfù, diciamo, oltre che queste a queste Creta. sono queste società. Queste Certo. e Mm. questa è la loro bellezza anche, e per questo ci piace studiarle. Sì, infatti, infatti. E, bene, io controllo se per caso qualcuno trova il coraggio di intervenire, ma oggi sono tutti timidi, i Non nostri importa a me. ascoltatori. Eh. Bene, dai. Mm. Io ti ringrazio tantissimo di questa opportunità e No, della discussione che è stata molto ricca. Ti ringrazio sentitamente. no, no, ma siamo noi che ringraziamo te perché non è facile, insomma, anche trovare disponibilità, sì, la si trova spesso, ma studiosi che hanno molta esperienza come hai tu, non è sempre facile riuscire a incrociarli nel momento giusto per partecipare a un appuntamento dei nostri seminari. Insomma, ci sono sempre molti impegni, molte cose da fare, le lezioni, i corsi universitari da organizzare, quindi cioè, veramente ti ringrazio tantissimo per averci dedicato una parte consistente del tuo tempo. E, mm, ho notato che hai anche citato degli studi di alcuni dei tuoi allievi, e quindi i tuoi progetti, se posso chiederti, i tuoi progetti attuali, i tuoi progetti futuri di ricerca, su cosa portano? Prima di tutto di finire questa monografia che l'ho cominciata da tanti anni e devo concludere perché sai torno ogni estate quando c'è un po' di tempo perché il mio Sì. programma è un po' Mm. appesantito durante l'anno accademico e prima di tutto voglio fare questo, finire la mia monografia. E poi voglio continuare la ricerca sui divorzi. Sì, allora abbiamo una richiesta di intervento. Appena riesco, chiedo alla regia se mi aiuta a inviare il link della piattaforma c'è Bruno Crevato Selvaggi che vuole Ah! salutarti e stiamo cercando di... Allora, eh, vediamo se riesco a farlo direttamente io. Invia. Ora, ho appena... Non sono sempre molto pratica delle... Ok. Ok. Speriamo di agganciarlo. Il link lo abbiamo inviato. Adesso appena riesce a connettersi ti facciamo parlare con lui che è un nostro carissimo amico e Sì, sì. avrà sicuramente piacere di salutarti, immagino. Oltretutto un grande appassionato di storia delle isole Ionie e dello Stato da Mar veneziano, Dello stato da mare, sì. quindi immagino può darsi che abbia anche qualche domanda. Un grande Eccolo. appassionato di storia delle isole Immagina, Ionie vedi chi e sei. dello Stato da Mare. Eccolo. Ciao Bruno. Può darsi che abbia anche qualche domanda. Eccolo. Grande appassionato di storia. Non so. Ok, c'è un ritardo, sento nel collegamento, ma... Mm. So,
Bene, c'è un ritardo, mi sento sentite? nel collegamento. Sì, ti sentiamo, parla Mi sentite? pure. Bene, ciao a tutti. C'è un ritardo, Mi sento sentite? nel collegamento. Ti sentiamo, Ecco, parla mi pure. sentite? Bene, scusate perché ho due device, spengo uno, È meglio, sì. forse, ecco, adesso forse va meglio. E ho ascoltato, saluto tutti, Cristina e Caterina. Bene, scusate perché ho due device, spengo uno. È meglio, sì. Allora, saluto Cristina e saluto Caterina. Ho ascoltato con grande attenzione. Come vedete sono in macchina, stavo guidando in un percorso che, come Caterina sa, mi è utile. E per cui in realtà non ho domande perché con un orecchio ascoltavo le vostre dibattito, ma con l'altro guardavo la strada e ascoltavo i rumori della strada. Mi piace però salutare sia Cristina sia in questa occasione soprattutto Caterina e ricordare che nell'ambito della sua attività di diffusione internazionale delle sue conoscenze di cui ha parlato e ho apprezzato il dire che un cambio di opinione a seconda del che ha davanti, ma si è formata delle opinioni consolidate e frutto di studi intensi e ad ampio respiro, che mantiene e continua a proporre le sue teorie con cui ci quasi sempre d'accordo in ogni ambito. Ecco, allora uno di questi ambiti sono quella serie di incontri sullo Stato del Mare che ormai da 10 anni organizziamo a Venezia. Caterina vi partecipa con assiduità negli ultimi anni come diventa nazionale. Devo ringraziare anche la professoressa Crisa Maltesu, più volte citata prima, che è quella che ci ha presentati e ha partecipato con risultati di grande interesse. A seconda dell'approccio di cui si parlava prima, io ho molto apprezzato la capacità di Caterina di partire microstoria dal case study particolare per arrivare poi ad uno sguardo interpretativo di ampio respiro e di ampio spettro, per evarsi dal caso particolare ed arrivare a un giudizio e ad una capacità di analisi sul commento, su quell'area fortemente permeabile, come è stato più volte ricordato, e come in effetti è, specialmente nel caso delle isole Ioni. Sono d'accordo anche con Caterina con il discorso che occorre per chi si occupa di questi aspetti conoscere anche la lingua greca e spudazzo parlare due proposte, due suggerimenti. Sì, ringrazio tantissimo Bruno, molto gentile, grazie. Sono fermo in una piazzola autostradale e insomma le condizioni sono abbastanza precarie. Ecco. Grazie mille dei tuoi commenti, grazie. Ascoltare senza il rischio di schiantarmi in autostrada. No, assolutamente no. Vi do appuntamento al 7 aprile quando faremo il prossimo convegno. Certo. Grazie del tuo intervento, Bruno. Mi raccomando, stai attento alla strada. Grazie. Grazie anche per la sottolineatura di questi aspetti che abbiamo citato e c'è un altro augurio, saluto che ti viene da una cara collega all'Università di Salonicco, Panagiota Zivara. Congratulazioni Bruno. Congratulazioni.
Panayota ti dice, quindi siamo seguiti in quel mondo che è a Venezia e non a Venezia, in quel mondo diciamo ibrido e multiculturale che consegue, che è una conseguenza felice di quella dominazione multiculturale che è stata la Repubblica di Venezia nello Stato d'Amar. E mi è piaciuto molto questo seminario, veramente tanto. Attendo ancora un minutino per vedere se ci sono altri interventi, perché noi due abbiamo effettivamente parlato moltissimo e, e sì, è stato veramente un piacere per me presentarti anche in questa occasione, che è un'occasione preziosa non solo per dottorandi, studiosi, ricercatori, professori, ricercatori di più larga e più giovane esperienza, ma anche e soprattutto penso per gli studenti, perché io mi ricordo che quando ero studentessa a Ca' Foscari e mi cominciavo ad interessarmi della storia marittima di Venezia, del dominio da mar, c'era moltissima bibliografia sulla navigazione, sui commerci, moltissima bibliografia in inglese sui problemi generali del sistema veneziano in Levante, ma sui problemi specifici delle società e delle culture insulari e delle subculture, anche politiche e religiose, oltre che delle pratiche poi quotidiane che venivano condotte da queste componenti con lo Stato veneziano, c'era poco di accessibile per noi, soprattutto in lingua italiana. Quindi per me il fatto di aver ospitato una studiosa greca che ha spiegato con molta precisione e nello stesso tempo con una giusta sintesi i punti principali del suo percorso è stato veramente un onore e un piacere di cui spero beneficino gli studenti che bene o male da qualsiasi angolatura, per qualsiasi motivo si affacciano allo studio del mondo greco-veneto o anche greco-ottomano. È stata veramente una bella esperienza per me. E tra l'altro i nostri seminari, come sai, vengono registrati, per cui chi non l'avesse visto potrà rivedere questo seminario sulla piattaforma YouTube della Deputazione di Storia Patria per le Venezie. Quindi qualsiasi ragazzi, e dico gli studenti, se avete bisogno di un piccolo ripasso in sommi capi di storia delle isole Ionie in età moderna, sappiate che avete anche questa risorsa, oltre che i libri, articoli, molti dei quali anche usciti negli ultimissimi anni. Bene, allora io, se non ci sono altri interventi, inizierei a salutare Caterina. Ti ringrazio tantissimo. Io vi E ringrazio ancora, tanto dell'invito e dell'occasione di discutere, di parlare di queste cose che fanno parte della nostra vita alla fine. sì, sì, E sì. a presto. Sì, prima di salutarci ricordo solo il prossimo appuntamento di Venice in Question per chi vorrà seguirci la prossima settimana, quindi già fra 7 giorni, il 10 marzo. Continuiamo a restare nello Stato d'Amar perché ci sarà un intervento di Gabriela Rojas Molina, intervistata dalla professoressa Claire Jude de la Rivière, che parlerà dell'Albania, dei colloqui, delle negoziazioni tra il Senato e l'Albania tra 3 e 400.
Quindi è un seminario molto interessante che apre anche qui una breccia in modo innovativo su un campo che è stato non tantissimo studiato, il contesto albanese medievale, e io lo seguirò con molto interesse, lo seguirò da casa perché a moderare ci sarà il collega medievista Nicola Carottenuto. Spero avrai tempo di seguirlo anche tu, Caterina, quando Sì, potrai, ovviamente. e invito anche gli ascoltatori a fare altrettanto. Vi saluto e vi do appuntamento la prossima settimana, il 10 marzo. Salve, Arrivederci. arrivederci.